Con l'intento di ampliare le possibilità di accesso alle migliori opportunità per lo sviluppo, il sistema Confartigianato ha realizzato in Veneto, sull'asse Vicenza-Rovigo, un'intesa che rafforza i servizi a favore delle piccole imprese. Un concreto esempio veneto di quel fare rete che viene indicato come uno degli strumenti indispensabili per il rilancio del nostro sistema economico. Grazie ad un recente accordo, la Confartigianato di Rovigo ha incrementato i servizi a supporto delle aziende associate, anche attraverso i mandamenti di Adria, Badia Polesine e Portoviro, condividendo con Confartigianato Vicenza l'utilizzo del sistema operativo Five, che da oltre 2 decenni garantisce alle 20.000 imprese artigiane vicentine una gamma sempre più ampia ed evoluta di opportunità, sia per la gestione che per il loro sviluppo. L'accordo è stato illustrato nella sede della Camera di Commercio di Rovigo, alla presenza di Maria Luisa Coppola, assessore all'economia, ricerca e innovazione della Regione Veneto. Credo che questo sia un bell'esempio e soprattutto un messaggio molto forte, essendo la prima esperienza che nasce non solo a livello regionale ma anche e soprattutto a livello nazionale. Quindi 2 province che potrebbero essere assolutamente diverse da un punto di vista economico, da un punto di vista dei numeri, da un punto di vista evidentemente anche della storia, che invece decidono di mettersi insieme per crescere in qualche modo con un principio dei vasi comunicanti, potersi scambiare le esperienze, poter dare alle imprese che mai come oggi in questo preciso momento storico hanno grande necessità di avere interlocutori flessibili, trasparenti, preparati, precisi e soprattutto rapidi. Assistenza organizzativa in tutte le fasi della vita dell'azienda: fiscalità, lavoro, paghe, credito, ambiente, energia, sicurezza, innovazione, attività di patronato, ramo assicurativo. Questi i principali settori che saranno a disposizione degli utenti, sempre calibrati su misura alle esigenze della piccola impresa. Girolamo Astolfi e Giuseppe Sbalchiero, presidenti di Confartigianato rispettivamente di Rovigo e di Vicenza, hanno buoni motivi per guardare a questo accordo con soddisfazione. Penso che sia non l'arrivo ma la partenza di un progetto che senz'altro troverà riscontro anche presso le altre nostre consorelle, perché proprio in questi momenti un po' diremo di crisi è l'unica soluzione, l'unico modo per dare una mano anche alle nostre imprese è quello di dare ai nostri artigiani delle risposte e dei servizi adeguati alle loro esigenze. Credo che per noi sia un grande atto di coraggio, come lo è stato per Rovigo, di riuscire a mettersi insieme in un momento in cui si predica di fare squadra ma ognuno va via per conto suo. Coraggio, ma vorrei dire anche qualcosa di più del coraggio, vale a dire la volontà precisa e continua di andare in una direzione che ci siamo prefissi. Assieme faremo grandi cose, da soli, anche se siamo i più forti d'Italia, non andremo da nessuna parte. E un plauso per la scelta operata dalle 2 organizzazioni giunge anche dalla Confartigianato del Veneto e dalla Confartigianato Nazionale. Io esprimo come Confartigianato Veneto ovviamente orgoglio che ciò avvenga nel territorio, ma però un valore che va oltre certamente nel sistema a rete, nella filiera di Confartigianato, dal locale al nazionale, perché è esempio, certamente sì, e magari fosse anche replicato, ma soprattutto è comunicare quella cultura tipica del nostro mondo dell'artigianato, la cultura del fare per costruire assieme. Io credo che siano tutte da incoraggiare i tentativi come questo, che si è anche strutturato in un progetto per fare in modo che quel che esiste, innovato, incrociato, matchato con le esperienze territoriali, ognuna ricca e diversa dall'altra, possa dare un risultato alla fine concreto di quelli che si toccano, di miglioramento dei servizi, della qualità dei servizi che Confartigianato offre alle imprese associate.